Un San Pietrino in grès porcellanato realizzato con componenti di recupero e riciclo. Per il neo segretario del PD Nicola Zingaretti è il simbolo che il centro-sinistra al governo ha fatto cose buone, trasformando un incubo come la perdita di centinaia di posti di lavoro in speranza. Siamo alla Saxa Gress di Anagni, sito ex Marazzi riconvertito grazie al progetto dell'imprenditore Francesco Borgomeo con un accordo di programma con l'allora ministro Calenda. Il neo segretario PD e presidente della Regione Lazio ha visitato, accompagnato da uno stuolo di politici e giornalisti, il sito produttivo anagnino per lanciare un segnale concreto di vicinanza agli operai e ai manager che hanno fatto della sostenibilità e dell'innovazione la via per riprendere la produzione. Questo paese non ha più politiche industriali e crolla la produzione industriale, crolla la fiducia, stanno crollando i fatturati ed era giusto entrare in una fabbrica, incontrare gli operai, incontrare manager come in questo caso, che hanno fatto dell'innovazione e della sostenibilità la via per riprendere la strada della produzione. Questa azienda trasforma dai fumi di scarico degli inceneritori per produrre mattonelle e materiale per le costruzioni. È esattamente l'Italia che ci piace, quella che di fronte alla crisi reagisce, grazie all'innovazione e a un'idea di sostenibilità dello sviluppo produce ricchezza e non può essere lasciata sola in un paese nel quale si fa solo propaganda. Perché sono orgoglioso di questa azienda e di chi ci ha creduto. Questo mattone è un San Pietrino prodotto con i fumi di scarico degli inceneritori. Questa è la sostenibilità ambientale e questo è il futuro. E lo dedichiamo a quei ragazzi e a quelle ragazze che il 15 marzo, sull'appello di Greta, scenderanno in piazza per difendere il pianeta. E noi vogliamo essere quelli che dimostrano che non solo si può fare, ma in questo caso, grazie alla lungimiranza di imprese e di lavoratori, lo iniziamo a fare. Ecco, l'Italia che ci piace. Zingaretti nel successivo incontro con la stampa ha posto l'accento su quelli che sono i 3 grandi pilastri per far ripartire l'Italia: infrastrutture, imprenditoria e scuola. Occorre voltare pagina. Voltare pagina significa cose molto concrete. Riprendere un'idea di politica industriale che premia il nostro sistema produttivo e premia soprattutto chi nel nostro sistema produttivo, a mio giudizio, come la Saxa Gress e l'impresa del dottor Borgomeo, ma ce ne sono in Italia tantissimi belli esempi, fa dell'idea dell'economia circolare, cioè del recupero, perché ricordiamo che questi sono materiali prodotti con le ceneri di scarto degli inceneritori, proprio l'idea dell'economia circolare per cui il cosiddetto rifiuto o scarto o materia inquinante attraverso la lavorazione diventa materia prima. La Saxa Gress e la Saxa Greston di Roccasecca sono esempi da prendere a modello per tutto il paese. Innovazione, coraggio, riscatto, economia circolare e tutto ciò parte dalla nostra provincia, ha affermato il presidente Antonio Pompeo. E la cosa bella è che proprio qui dal cuore della ciociaria lanciare un messaggio importante a tutto il territorio nazionale, mentre gli altri utilizzano solamente slogan su quella che è l'economia circolare. Proprio da qui, da Anagni, arriva oggi un messaggio importante, un territorio che può ripartire ma soprattutto che può mettere in campo delle politiche produttive nel rispetto di quello che è l'ambiente.